45esimo la vittoria del Treviso sul campo del Savona, finisce 1-1 e la squadra di Zanini perde il secondo posto in classifica al servizio di Nicola Brillo. La doccia fredda arriva a pochi secondi dalla fine, quando il Treviso sentiva già la vittoria in tasca. Al quinto minuto di recupero, Buglio, con un'azione probabilmente viziata da fallo su Sartorello, trova il gol del pareggio. Il Treviso torna da Savona con un pareggio 1-1 che gli costa il secondo posto in classifica, superato dal Rimini. La partita si apre con un'azione di Giorico, ma finisce fuori. Poi due volte il Savona, ma senza fortuna. Al 32esimo è Metzgur di testa, ma respinge Sartorello. Un minuto dopo De Martis ci prova dall'angolo, ma Perna salva sulla linea. Al 39esimo l'azione del Treviso con Spinosa che mette in mezzo, semirovesciata di Perna che finisce fuori. Prima azione nel secondo tempo, al 52esimo e il Treviso trova la rete. Verticalizzazione di Torromino, Ferretti brucia tutti e segna. La reazione del Savona con Antonelli di testa e ancora Metzgur. Poi al 69esimo Santi da fuori, para Sartorello. 2 minuti dopo ancora il Savona con Giorgione dalla distanza, ma il palo salva il Treviso. All'86esimo viene espulso De Martis per doppia munizione. Giorico ci prova al 90esimo da fuori, la palla finisce a lato. Al 95esimo il gol di Buglio, viziato probabilmente da un fallo. C'è un peccato perché abbiamo preso il gol proprio all'ultimo secondo, un gol tra l'altro abbastanza secondo me viziato da fallo sui portiere netto, però è andata così, sapevamo che era una partita difficile. Forse ci siamo fatti un po' prendere subito dalla partita, non è stato certamente il miglior Treviso che siamo abituati a vedere. Malgrado questo siamo passati in vantaggio con una bella giocata di Giorico e sono arrivato tu per tu col portiere, insomma ho segnato e poi purtroppo è stato quell'episodio che chiaramente pesa sulla partita. Loro hanno creato, insomma, però ripeto, occasioni vere e proprie non l'hanno avute e purtroppo ci pesa sto fatto qua.